Molti stanno scandalizzandosi perché sta parlando di statuto speciale, ma in realtà nella sostanza l'applicazione dell'articolo 116 e 117, cioè di avere quelle competenze previste nel 117, se lo uniamo al federalismo demaniale e all'auspicabile federalismo fiscale, noi abbiamo le stesse competenze e la stessa situazione di Trento e di Bolzano. È solo la forma che è diversa, la sostanza è uguale. Qual è la forma? Che col 116 tu hai una legge nazionale che garantisce questo, votata a maggioranza assoluta di 2 rami del Parlamento, mentre con lo statuto speciale come Trento-Bolzano hai una legge costituzionale, ci devi modificare la Costituzione. La sostanza è la stessa, la forma è diversa. Stessa sostanza, forma diversa dunque rispetto alle competenze di Trento e Bolzano, spiega Gianangelo Bellati, uno dei promotori del referendum per la separazione di Venezia e Mestre e che parla di statuto speciale anche per il capoluogo. Un grande risultato, sappiamo, no, come parlavamo poco fa a Venezia, lagunare soprattutto il risultato è stato più basso, forse ha anche un po' influenzato il fatto che non sia stato accorpato l'altro referendum, quello per Venezia Mestre, anche se i comitati, noi tutti come comitati avevamo invece incitato la gente ad andare a votare, anche perché il concetto di autonomia del referendum appena celebrato è molto simile al concetto di autonomia per le 2 città di Venezia e Mestre, anche e soprattutto per Venezia, perché per Venezia, voi lo sapete, noi vogliamo, grazie al referendum per l'autonomia dei 2 comuni, avere lo statuto speciale.